Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora forse è il caso di richiarire un'ovvietà. Non so voi, ma io personalmente tendo a fidarmi più della NATO che di Fra Ursula. Cosa voglio dire? Visto la cronaca di queste ore, no, che mischia il summit dell'Alleanza Atlantica in Olanda con palesemente sul tavolo l'istanza americana che chiede, diciamo, in modo molto assertivo ai paesi europei di aumentare le loro spese militari e di contribuire in modo, diciamo, perlomeno decoroso alla tenuta e alla sostenibilità dell'alleanza stessa, si mischia questo con le velleità che diciamo, tutte europee, che si condensano nel progetto per larghi versi folle, noto come Riarm Europe, i famosi 800 miliardi di euro di Ursula. E allora forse è il caso di fare un po' di chiarezza. Premessa, cos'è che ha anzitutto garantito in Italia e in Europa 80 anni di pace, sviluppo, prosperità, benessere, a noi e ai nostri genitori, lo sta garantendo ai nostri figli? Una cosa che si chiama NATO. Secondo la vulgata eurolirica, diciamo, dei fondamentalisti eurocratici, sarebbe stato il processo di unificazione europea a garantire tutto questo. E qui sono ragionevolmente convinto che a Mosca, quando c'era l'Unione Sovietica, del processo di unificazione europea fregava nulla. Ciò che ha garantito l'equilibrio in primis della guerra fredda e quindi la pace in Europa è stata l'esposizione militare americana, sono stati i missili americani che bilanciavano i missili sovietici puntati sulle nostre capitali, Roma compresa. Franato il muro di Berlino e vinta la guerra fredda contro il comunismo, perché tendiamo a dimenticare che il mondo libero ha vinto la guerra fredda contro il comunismo, e in quella vittoria l'asset fondamentale è stata la NATO stessa ha garantito ai paesi europei e anche all'Italia di far parte dell'alleanza militare di gran lunga più robusta della storia, che ha funzionato da deterrenza verso dittatori, criminali, canaglie globali varie. Da questo punto di vista è emerso diciamo una contraddizione strutturale della NATO, che guardate non ha inventato Donald Trump, cioè il primo presidente americano a definire scrocconi gli alleati europei perché salivano sul bus della difesa senza pagare il biglietto, si chiama Barack Obama, l'idolo del mainstream progressista globale. Ma ancora prima di Obama la sproporzione diciamo contabile anzitutto, poi oltre che ovviamente tecnologica e militare della NATO, è stato argomento portato avanti dai presidenti americani degli ultimi decenni, per cui diventava sempre più difficile, soprattutto dopo il crollo del muro di Berlino, convincere il contribuente americano che doveva sostanzialmente mantenere da solo l'Alleanza Atlantica. Se fai parte di un'alleanza, condividi in proporzione al tuo peso, per carità, nessuno pensa per esempio che l'Italia debba spendere quanto l'America, ovviamente, ma in proporzione condividi oneri e onori. Questa non solo è un'istanza da un punto di vista americano, diciamo oggettiva, scritta nelle cose e nei numeri. Da un punto di vista nostro è conveniente farlo, perché è conveniente rimanere nel legame transatlantico, è conveniente far parte di un'alleanza che scoraggia qualunque canaglia globale a prendere qualunque iniziativa, anzitutto contro l'Europa, ed è a tutt'oggi ancora la miglior garanzia di libertà. Il riarmuro per un'altra cosa, nelle intenzioni di chi l'ha portato avanti sostanzialmente, la Commissione europea guida von der Leyen e i due paesi che sono ancora convinti di esprimere, diciamo, l'asse di governo europeo, cioè Francia e Germania. Nelle intenzioni nasce
diciamo nella retorica, come autonomia strategica dell'Europa rispetto all'America, che già è diverso dal legame transatlantico, se non come logica, diciamo, proprio oppositiva, nel senso che tesa a insinuare che si può fare a meno dell'America da un punto di vista della deterrenza militare, che è una tesi che militarmente fa ridere, ma che era molto funzionale a due istanze, che non solo non c'entrano nulla con l'Italia, ma sono tendenzialmente contro gli interessi nazionali italiani. Una è l'eterna velleità imperialista, tardo bonapartista, egemonica, diciamo, della Francia, incarnata al massimo grado anche di parodia, dal presidente Macron. L'altra era l'esigenza tedesca di riqualificare, salvare le proprie filiere industriali piegate, devastate, completamente destrutturate dalla follia del Green Deal. Decine e decine di migliaia di posti di lavoro persi dai colossi tedeschi, Continental, Volkswagen, e non a caso la Volkswagen stessa aveva subito segnalato, appena uscita l'idea del Rearm Europe, che i suoi stabilimenti erano a disposizione per la più grande società di produzione di carri armati tedeschi fin dal Novecento, la società che li produceva anche per il Reich, per capirci. Perché poi se uno parla di riarmo europeo, che nei fatti è riarmo franco-tedesco, se uno si concentra sul riarmo tedesco e si ricorda, diciamo, il sussidiario di storia, non ha dei precedenti esattamente confortanti, via, per usare un eufemismo. Quindi il trucco di Lorsignori è sovrapporre i due temi che sono completamente slegati. Aumentare ragionevolmente il nostro contributo alla NATO è nell'interesse nazionale italiano. Dare il via a una follia come il Rearm Europe, che è al servizio dell'imperialismo francese e della rinascita industriale del riarmo tedeschi, non è nell'interesse nazionale italiano. È molto semplice. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.